gioia generosamente questo dono. Dio Onnipotente abbia misericordia. Ma fango, e così Geremia affondò nel fango. E Bet-Melech uscì dalla reggia e disse al re mio signore, quegli uomini hanno agito male, facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame sul posto, perché non c'è più pane nella città. Allora il re diede quest'ordine a Bet-Melech, l'etiope: prendi con te da qui 3 uomini e fa risalire il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Parola di Dio. Sì, poi ti fregherò. Suonare Ma cerca di sì, ma non la riconosce, quindi si punge di sicuro. meno male che Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia convinto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Parola del Signore. Faccio alcune considerazioni sul brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, ma anche con riferimenti alle altre letture, soprattutto alla prima.
stavo chiedendo, ma se queste parole di Gesù dobbiamo prenderle proprio sul serio, essere cristiani è una cosa estremamente impegnativa. E me lo chiedevo soprattutto per voi ragazzi della Cresima, vedo che non siete bambinetti e quindi avete la possibilità e la capacità di comprendere questo messaggio così arduo e anche così difficile che ci viene da Gesù. Perché Gesù ci mette di fronte alla responsabilità di fare delle scelte. Ci dice che seguire Lui è una cosa difficile, perché o si sta con Lui o si sta contro di Lui, ma stare con Lui totalmente. Il Vangelo o si accetta totalmente oppure si rifiuta. Vuol dire allora che quando ci mettiamo di fronte a Gesù non dobbiamo metterci proprio con questo atteggiamento per dire: Signore, punto di riferimento unico della mia vita sarai tu e sarà il tuo Vangelo. In un'altra parte del Vangelo Gesù ci dice che non possiamo servire a due padroni, non possiamo tenere il piede in due staffe, così come noi invece vorremmo. Essere cristiani diventa allora una cosa terribilmente impegnativa, che ci mette davanti alla nostra responsabilità. Possiamo essere con Gesù, però totalmente, perché altrimenti, volendo essere con Lui a metà, vuol dire rifiutarlo. Non possiamo servire a due padroni. Ed è questa chiarezza di impostazione del Vangelo che mette Gesù in contrasto con tanti ai suoi tempi e mette anche il cristiano in contrasto con tanti ai tempi d'oggi. E non dico che il cristiano si mette in contrasto con la gente cattiva, questo è ovvio. Chi fa scelte diverse non può o fare la stessa strada del cristiano, ma mette il cristiano autentico anche in contrasto con chi vuole vivere la sua vita nell'incertezza e nella mediocrità, vivere proprio volendo servire a due padroni, un po' con Dio, un po' con noi stessi, un po' col male e un po' col diavolo. Quindi ecco, questo è l'insegnamento essenziale che ci viene da questo brano del Vangelo. E Gesù ci dice poi che bisogna riconoscere i segni dei tempi. Vuol dire che nella storia che noi stiamo vivendo, di cui noi dobbiamo essere protagonisti, bisogna scegliere i valori che vale la pena di perseguire anche a costo della vita, e tanti martiri hanno dato questa testimonianza. Nel mondo di oggi, segni dei tempi che cosa vuol dire? Vuol dire riconoscere queste direttrici della storia di cui noi, dicevo, siamo da una parte protagonisti e da una parte vittime. Come sta andando il mondo di oggi? Ecco i segni dei tempi. C'è più bene o c'è più male nella nostra società, nella nostra vita? Quali sono i valori in cui fondamentalmente si ispira la cultura di oggi e quindi anche direttamente o indirettamente anche la nostra vita? Noi sappiamo che i valori sono contrari al Vangelo, che tante volte si ispira alla cultura di oggi, sono fondamentalmente tre. La prima è la sete di denaro. Sembra che non ci sia mai stato uno che abbia detto: ecco, ho già abbastanza, sono già abbastanza ricco, adesso non ho più bisogno di niente, anzi mi tengo soltanto un po', l'altro lo do ai poveri. O se ce ne sono stati, noi li chiamiamo santi questi. La sete di denaro, che ispira poi tante altre espressioni negative della nostra società, anche questi fattacci sui quali stiamo piangendo in questi giorni in Sardegna, da che cercare l'uomo di oggi, i piaceri dei sensi, i piaceri impuri, ecco tutto quel filone di erotismo, di pornografia, vi comprendete che cosa voglio dire, per cui non possiamo accendere la televisione perché vediamo chissà che cosa, non possiamo prendere un giornale, e per che cosa? Anche qui chi
spinge queste cose, lo fa per motivi di soldi, per motivi di interesse, ed ecco che questi due disvalori si fondono insieme, ma non si costruisce l'uomo su questi disvalori, si costruisce la rovina dell'uomo. Gesù non li ha predicati mai, e legati a questi, ecco il terzo filone, il terzo disvalore. Ecco la sete di potere, la sete di potenza che diventa prepotenza, che diventa sete di dominio in quello che è giusto, in quello che è ingiusto, soprattutto in quello che è ingiusto. Per cui vediamo, ma non ci riferiamo soltanto ai politici che devono essere servitori della società, per cui vediamo tante di quelle manifestazioni per cui pochi uomini oggi vogliono dettare legge a tutto quanto il mondo. Ed ecco anche la guerra per motivi di orgoglio, per motivi di interessi personali. Ecco tutti quei filoni che sono tanti, sui quali noi piangiamo perché ci sentiamo vittime, noi come cristiani che perseguiamo o dovremmo perseguire altri valori. Com'è importante allora, voi barazzate, quell'invito di Gesù: o con me o contro di me, chi non raccoglie con me disperde. E noi invece siamo portati a voler mettere insieme Gesù, i suoi valori che lui predica e i valori che sono antitetici, il Vangelo e l'antivangelo, ma così non siamo cristiani. Allora, ecco, questa sera siamo davanti al Signore. Possiamo dire che le nostre scelte sono state limpide, che le nostre scelte sono state coraggiose, così come fu coraggiosa la scelta di Geremia di essere fedele al Signore, di annunciare quella parola che il popolo non voleva, ma che era la verità. E la voce di Geremia, che parlava in nome di Dio, rimproverava il popolo perché si era allontanato da lui e seguiva quei tre disvalori cui ho accennato prima, ma non erano i valori di Dio, si stavano allontanando dall'alleanza con Dio, non più popolo di Dio, ma popolo che serviva Dio. Com'è allora, fratelli, il nostro atteggiamento? Ecco, Geremia ha subito la persecuzione, ma con lui tanti altri, buttato nel pozzo e poi perseguitato, un martire, diremo. Il nostro coraggio com'è? Ragazzi della crisi, siete coraggiosi? Vi sentite liberi nelle vostre scelte cristiane? La scelta di essere cresimati l'avete vissuta pienamente, la state vivendo. Adesso ci sarà subito la verifica del post-cresima. Come sarà la vostra fedeltà alle scelte cristiane? Sarete coraggiosi anche quando vi costerà, con i vostri amici. Sarete in grado di dare una testimonianza cristiana anche a quelli che hanno preso un po' le distanze, anche a quelli che si danno un po' di aria di sapere molte cose e di aver superato certe cose. La vostra testimonianza come sarà? Questa sera, di fronte a Gesù, che ci mette di fronte alle nostre responsabilità, e riempiti dello Spirito del tuo Santo Timore, per Cristo nostro Signore. Amen. Dispone 2 con i rispettivi padri.
il foglio lo dovete avere in mano. Ciascuno abbia il proprio foglio in mano, si faccia avanti col pallino che dice la mano, si pronuncia il proprio nome.